Dopo l'Ogliastra prenderà il via il 6 e il 7 febbraio a Nuoro, in tutto il Nuorese, la campagna Sardi e Sicuri. Lo screening della popolazione promosso dalla Regione Sardegna e implementato dall'ATS al fine di contrastare la diffusione del Covid. Uno screening diviso in due tappe. Il 6 e il 7 febbraio verrà effettuato il tampone rapido antigenico a lettura ottica e cromatografica, cui seguirà il 13 e il 14 febbraio un test rapido antigenico a immunofluorescenza. Allo screening possono partecipare i cittadini dai 10 anni in su, che a Nuoro sono 37.572. L'obiettivo è quello di testare il 65% della popolazione. Per accedere al test i cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria. Le postazioni saranno 21 allestite in 7 strutture cittadine. 3 nell'oratorio dei Salesiani in via Fontana Buddia, 4 nella palestra della scuola media Maccioni in via Le Costituzione, 3 nella palestra dell'Ipsia in via Mastino, 2 nella palestra della scuola San Pietro in via Malta, 3 nella palestra del liceo ginnasio Asproni in via Asiago, 4 nella palestra dell'ITC 2 Satta a Biscollai, 2 nella palestra della scuola elementare Grazia Deledda a Montegurtei in via Iglesias. La suddivisione è stata fatta, spiega una nota del comune, per ripartire i cittadini in numero sostanzialmente equivalente tra le strutture. Per ogni postazione saranno disposte 2 file separate e saranno effettuati 2 test contemporaneamente, in modo da ridurre al massimo i tempi di attesa. Il tampone sarà analizzato immediatamente e qualora dovesse risultare positivo al Covid, l'esito sarà comunicato al diretto interessato entro 30 minuti. Ogni persona positiva sarà subito sottoposta al tampone molecolare insieme a tutti i contatti stretti che dovrà indicare al personale sanitario. In questo caso l'esito sarà comunicato entro le 12 ore successive.